Domenica prossima, 12 giugno, sono invitati alle urne tutti gli aventi diritto al voto, ma 10 comuni dell'Agrigentino sono richiamati ai seggi elettorali anche e soprattutto per le amministrative, la scelta di sindaco e consiglio comunale. A rinnovare le cariche amministrative sono Sciacca e Palma di Montechiaro con sistema proporzionale, in cui è eletto al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più uno. Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia, si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Invece con sistema maggioritario vanno al voto i comuni di Aragona, Campobello di Licata, Bivona, Cattolica Eraclea, Comitini, Lampedusa e Linosa, Santa Margherita Belice e Villafranca Sicula. A Sciacca a contendersi la poltrona di sindaco sono Matteo Mangiocavallo con 3 liste, Ignazio Messina con 5 liste e Fabio Termine supportato da 4 liste. Un esercito è inevitabile i candidati al Consiglio Comunale. Sciacca va al voto con il sistema proporzionale, ben 24 i consiglieri da eleggere e 42 le sezioni. A Palma di Montechiaro in corsa ci sono l'uscente Stefano Castellino, sponsorizzato da 3 liste, e i candidati Salvatore Manganello e Giuseppe Morgana, rispettivamente, con una lista a testa. Sono 16 consiglieri comunali da eleggere, 24 sezioni e si vota con il sistema proporzionale. A Campobello di Licata, per il dopo Giovanni Picone, ci sono ben 5 candidati sindaco, tutti supportati da una sola lista a testa. Si tratta di Angelo La Greca, Andrea Mariani, Antonio Pitruzzella, Michele Termini e Vito Terrana. Campobello va al voto con il sistema maggioritario e quindi vince al primo turno, che ha preso più voti, 16 consiglieri da eleggere nelle 11 sezioni. Sfida 2 ad Aragona, dove si vota con il sistema maggioritario e dove ci sono 12 consiglieri da eleggere e 14 sezioni elettorali. I candidati sono Dino Buscemi e il sindaco uscente Giuseppe Pendolino, entrambi appoggiati da una lista. A Bivona la poltrona di sindaco è contesa tra Carola Calafiore e l'uscente Milko Cinà, entrambi appoggiati da una lista. Nel centro montano si vota con sistema maggioritario e bisognerà eleggere nelle 5 sezioni elettorali 12 candidati al Consiglio Comunale. Andiamo a Cattolica Eraclea, anche in questo caso sarà sfida a 2 con una lista a testa tra l'uscente sindaco Santino Borsellino e lo sfidante Paolo Enzo Camilleri, 12 consiglieri da eleggere, 7 le sezioni. A Comitini per il dopo Nino Contino si contendono la poltrona di sindaco Gerlando Cuffaro e Luigi Nigrelli, una lista ciascuno, si vota in 2 sezioni con il sistema maggioritario, 10 consiglieri da eleggere. A Lampedusa e Linosa sono 2 i candidati a sindaco per le isole Pelagie con una lista a testa. Si tratta di Filippo Mannino e l'uscente Totò Martello, che tenta di riconquistare il suo secondo mandato consecutivo. Lampedusa e Linosa va al voto con un sistema maggioritario, 12 consiglieri da eleggere e 5 le sezioni. A Santa Margherita Belice i candidati a sindaco sono Giacomo Abruzzo e Gaspare Viola, entrambi a una lista. Il sindaco uscente Franco Valenti non ha potuto ricandidarsi perché ha già fatto 2 mandati consecutivi. Santa Margherita di Belice va al voto con il sistema maggioritario, 12 consiglieri da eleggere in 7 sezioni. A Villafranca Sicula i candidati sono il sindaco uscente Domenico Balsamo e Gaetano Brucculeri, entrambi con una lista. Villafranca Sicula va al voto con il sistema maggioritario, 10 consiglieri da eleggere in 2 sezioni. Gli elettori devono presentarsi ai seggi con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Si vota solamente domenica 12 giugno e fino alle 23. Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà con lo spoglio delle schede dei 5 referendum sulla giustizia, mentre quello relativo alle amministrative verrà rinviato a lunedì prossimo 13 giugno a partire dalle ore 14. I dati provvisori, man mano che verranno trasmessi alle prefetture territorialmente competenti e poi al Dipartimento regionale e alle autonomie locali, saranno immessi sul sistema IDEC, realizzato con la collaborazione dell'assessorato dell'economia e delle società Sicilia Digitale, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale.